buonasera, benvenuti alla Friuli Libris, Libreria in Tolmezzo. E io vi porto il saluto del titolare Alessandro Beltrame, che è impegnato a Pordenone Legge, perché da domani sapete che inizia questa grande kermesse e come ogni anno la Friuli Libris è presente col suo stand. Io faccio la presentazione in italiano perché comunque, pur essendo nato qui 58 anni fa, non ho proprio una padronanza totale, anche perché i miei genitori non erano di qua, per cui mi perdonerete, ma sì, qualche chiattellino chiacchierei sempre in chiarniente, però per fare una presentazione così un po' seria, ufficiale, uso la lingua italiana. Per me è un piacere avere qui in libreria Lino, ed è anche c'è un momento di difficoltà, perché quando si presenta il lavoro di un amico non si è mai obiettivi. E Lino, io lo conosco, ci conosciamo da, oserei dire, quasi 40 anni. E io l'ho sempre seguito musicalmente e poeticamente, perché secondo me, al di là del lavoro che ci presenta oggi, che comunque è denso di poesia ugualmente, insomma i dischi di Lino non occorre presentarli più di tanto, perché credo che qui tutti lo conosciate. Sicuramente è un vanto per noi carnici avere un esponente musicale e letterario anche come Lino Straulino. Oggi ci presenta un libro dal titolo La musine del Chianz, che già dal titolo fa capire che sono cose messe un po' da parte, recuperate, il risparmio forse musicale e letterario di una terra, di un territorio, di un popolo. Credo che dietro sicuramente c'è stato un lavoro di ricerca non da poco, e lo introduciamo. Lino Straulino, prego, si accomodi. Io farò un paio di domande, anche perché essendo da solo poi il negozio è ancora più sguarnito. Possiamo anche sederci, no? Visto che la presentazione è stata fatta. Allora, credo che, come ho detto nell'introduzione, ci sia un grandissimo lavoro di ricerca che hai fatto dietro, e che denota non solo la tua capacità di documentare, ma credo il tuo grandissimo amore verso queste tradizioni e soprattutto questa lingua. Anche perché in una prima parte subito del libro c'è subito questa strana definizione di dire: ma è la musica friulana o la musica in friulano? Ecco, qual è la differenza, se esiste una differenza, che sicuramente c'è? Ma in effetti io voglio chiarire perché certo. Insomma, in effetti il tema fondamentale di questo libro è proprio questo. Cioè io ho per tanti anni scritto canzoni che erano in metà di chiarniere o furlane, perché a metà c'è la parte musicale e no, cioè c'è parte a modelle musiche straniere, insomma, no, c'è che si ascoltava Bob Dylan piuttosto che cantanze italiane, americane, insomma, era quelli i riferimenti, il blues, la musica dei neri. Questo libro qui a lei dice un'opera per me importante, perché per la prima volta in tutto ciò che hai fatto al corso degli anni posso dire di una sorta di canzone che è chiarniere al 90-95%, ecco. E che la musica non è tal testo. Attenzione, ciò che si fa come il Friuli sostanzialmente di musicale in lingua furlane ha la nome la lingua. Musiche anche per ciò che riguarda la metrica del testo non c'è nessun riferimento alla tradizione. A chi ci rudi fa una roba diversa, ecco, perché ci arrivi da anni di mettere insieme e chiatarla dopo aver fatto diversi studi. Ecco, ma gli studi che hai fatto, le ricerche che hai fatto, di cosa ti sei avvaso? Cioè, dove sei andato a cercare queste fonti? Ma a dire il vero, per ciò che riguarda il chianto tradizionale in furlan, chiarnielle, cercare in furlan, però all'inglobe gran parte della musica chiarnielle antica, no? Perché anche dal punto di vista delle ricerche fatte sul territorio, gran parte sono state fatte in chiarniere, non che la base è nuove musiche o che altre zone del Friuli, ma i ricercatori che hanno lasciato anche una traccia di gente partendo da Peresson, di Plandarte,
e parlete insieme dopo tutta una serie di altri personaggi che dal timpan, ti raddogli che il materiale lo fate in chiaro. Io mi sono riferito a Charles Libris, che sono stati comunque raccolte importanti, sono filologiche, che sono stati di Libris che la fanno gli anni, che era un personaggio interessante per ciò che riguarda la musica, che Striestin, che era vecchia questa corda con la RAI per fare rilevazione sul territorio. E l'ha adoprato una figura importante che ha vissuto in Chiarni, che era Carlo Quaglia, che era un grande appassionato, ricercatore a sua volta, che aveva messo in contatto Nuliani con queste che chiantava, c'è carini di ricerche fatte dagli anni 50 e 60, purtroppo materiale, documenti fonografici anteriori, ma poche robe, e comunque non tu vas più da uno di certe date, no? Quindi si limita all'urgente, la ricerca di che si può ascoltare. E queste dopo, oltre che queste sono dei libri e anche di pensieri in qualche maniera sulla musica. Io in particolare, poi conterai due robe, avere questo personaggio, un vero stramp particolare veneziano, che aveva messo su una scuola di musiche pre-notazione, prima della notazione musicale, quindi tutte le musiche greche e latine, e questa scuola era a Vignesia. Lui si chiamava Pellegrino Ernetti, fra l'altro era anche esorcista, era un prete. Allora un personaggio che l'ha fatto a un certo punto, così si dice in inglese out of the blue, cioè all'improvviso, ha fatto questi libri che è stato pubblicato in tirature limitate e praticamente introvabili, sono Vilottis, là che lui ha espone queste teorie interessanti, cioè lui si è dedicato praticamente tutta la vita a studiare queste musiche antiche, no? Dei romanzi, dei grecs, e la richiamava che la sua osservazione, che il pianto tradizionale di Arniel Furlan fosse presente un vecchio modo greco, che era il modo dorico dei grecs, no? Cioè che i grecs pensavano alla musica non pensando alla sciala che avevano come la sciala musicale che conosci, che ci insegnano a scuola, dove fanno la sciala maggiore di do in realtà, no? La pensavano in un modo più piccolo, di 4 note, no? E praticamente questo modo che era, che lui l'ha richiamato dal sistema nostri del Tian Vecchio, corrisponde effettivamente a questo modo greco antico. I greci consideravano la musica che proviene da Zeus, no? Quindi la sciala non è dal basso, do re mi, basta dire sì. Allora, in che senso che infatti il modo dorico va pensato a maniera dei greci, io lo considero così, dal modo dorico antico, quindi a partire dal do, cioè dal si, la, sol, fa, mi, no? La, sol, fa, mi è praticamente il modulo tipico di tantissime, una gran parte delle musiche vecchie nostre, tanto è vero che a chi io ho doprato queste robe, cioè tutte queste robe che lei mette dentro dal libro, ecco, perché mi sembrava importante richiamare da questi studi e dopo dall'analisi di quindi da questo si deduce che comunque ci sono state delle contaminazioni su quello antico e su quello che poi si è sviluppato, ma c'è stato anche una cosa al contrario, cioè ad esempio, non so, penso ai Kramars quando andavano all'estero, c'è stato un esportare un po' anche tradizioni musicali. Ma noi abbiamo tantissime musiche che noi consideriamo popolari, carniche, ma non lo sono. Un mi dice, non sai per dire, a parte la musica d'autore, perché a partire già dall'800 c'è stato un fiorire enorme di musica d'autore, no? Una dice, le ben ver che mi slontani dal paese ma non dal cuore, sì, la melodia non è tradizionale, è in parte perché è stata elaborata comunque da qualcuno, in caso che questo musicista, che è Triestin, che si chiamava Escher, che dal vocente l'ha messo su le prime scorase importanti in Friuli, ce l'ha capito, era la moda del tempo, cioè le musiche romantiche di Keynes acchiappava spunto da tradizione per costruire le loro opere, no? I compositori, hanno stato un periodo in tutta Europa era queste formule che venivano adoprate, ma e dopo chiaramente non sai, io parli sul Quindi Brownies, non è tradizionale, perché da studi dalla melodia non rientra da quel carattere di che fa parte di tutta una serie di chiami, no? Cioè se dopo l'origine di quindi tante robe venivano da fuori,
noi continuiamo, qualcuno pensa la musica che ascolta e considera popolare, al chiappe tutti insieme, non è che fa un distinguo, non dice che sta chi hai di così che ti vuole un momentino fatti un'idea, no? Io ho impiegato anni a fare questo lavoro, perché non è facile, no? Tu ascolti una roba e tu dici ma che chi, cioè scuviergi che non sai io, certe musiche che tu pensavi, dopo tu chiappas la mano, perché tu capisci che in effetti hanno formule, una serie di note che vengono usate in certe strutture che sono tipiche, no? E quindi che sono più vecchie. Come tan vecchie sono e cui le ha inventate non so bene, insomma, non è neanche il mio interesse in realtà. Non è che vuoi fare un'opera di museale, no? di storica, nel senso che mi interessa di capire l'origine del chianza, quelle yes, no, che non altri discorsi. A me mi interessa di chiappare gli elementi che mi convetti per scrivere musica. Certo. Perché io sono un canzonettaro sostanzialmente, cioè scrivo da canzoni. Arrivi di avere un modello diverso per non colarsi perché il modello ma siccome allora il libro La musica dei chiazzi sostanzialmente è un libro di musica e tu hai portato lo strumento, direi che forse è il momento di sentire almeno un paio di esempi di... Ma io posso farvi ascoltare certo qualcosa. Io adesso volevo io una roba che mi interessava perché volevi spiegare due robe dal libro, perché a lei che spunta. No, era solo per fare un intermezzo. Parlo più un momento, buon, faccio un tocco giusto per che la chicca potesse essere prima, che lei tal cosa. La pagina facciamo come le comunque non importa, lei bello laurio un calconte, no? Chi è doprate che chi la quartine, le mie quartine sono tutte ottonarie, no? Quindi il metro ottonario rigoroso, come che si scriveva in Friuli da sempre, no? Quindi ve la suo un calconte ma ascoltare non sapevo, chiaminando cui vuoi partire sempre più si slontanì. Orion aveva costellazione di Orion, no? Immagini queste scene. Queste le scritte dopo aver sentito Franco Fabro chiacchierare di scienze e di filosofie per poche ore e mi è venuto su queste idee. L'uomo ha creato in tanti robi, ma nessuno parla buono, la sua vita va di corsa e tra il tormento e la passione. Quindi nate quartine. In ta tradizione furlane e chiarniele, ogni quartina è una chiancione. In realtà non è tutte quattro, ma è una. Cioè dopo che qui, ognuno di queste si può stare a Bessole è indipendente da Chesate. Cioè se ho la lei di perché una volta adoprava in tanti che sistema di doprare i stessi test con musiche diverse e viceversa. Questa era una fonte di grande possibilità di sviluppo di melodie e di parole, no? Quindi la intercambiava la melodia e le stesse per gli infura tre parole, quello è interessante il discorso. L'universo che non circonda, lui lo vinno mette voi, di sicuro chi non de noi, sotto il cielo lui besoi. L'uomo dal dritto alla mania, tutta squadra di voi, e così la sua follia va drecciando cecaletta. Quindi la struttura che sta qui. La melodia, anche qui, è interessante, giusto per osservare il lavoro che ha da uno, hanno una frase che io la chiamiamo, che è il primo verso, no? Bello Laurio Calcon. La frase melodica del primo verso si ripete dal terzo, uguale, quindi la avanti sul terzo, quindi il primo e il terzo sono compagni. Il secondo è una derivazione dalla A, cioè è sempre la A spostata di un pelo, o so, ma la formula, l'onda è sempre simile. L'ultima quasi sempre è una sciala discendente, che asciera sempre rigorosamente sul Mi, riferita alla sciala di Do, quindi è una nota precisa e la scelta, no? E quindi ho come la chianti, no? Vela su, Orion calconte, ma ascoltalo non savin, come torna là, chiaminant, cui voi partiere, sempre più si slontani. Dicenza, no? Quindi A, B, A, C. Questa è una struttura tipica. Da svilotte chianz, io non chiamo più svilotte che roba qui, come qui sono nati temi interessanti che sarebbe da approfondire, nel senso che il discorso, i vecchi nostri dicevano chiantino una vilotta, no? Facendo un chianto, facendo le chiantose, e quindi il termine vilotta è stato coniato durante la fine del Vocente, a metà del Vocente, da
un poeta soprattutto che era Pietro Zorutti, che si era occupato di fare questa civilizzazione anche lui dalla musica popolare. In qualche maniera Villotta rispondeva più a queste robe un pochino più presentabili, no? A me mi è sempre stato un tic strano, in realtà anticamente era il chianto, la parola che identifica la canzone, il chianto, che si divideva in due parti. Una è la musica, quindi l'aria del chianto, la melodia, no? L'aria del chianto. E dopo è scoperto che non sapevi che le impropite, i chianti vecchi che si chiamano insomma in una via raccolta di Val di Nostra, ma anche lei appunto dedicata a questi chianti, la che è una che dice, non sai le parole, non sai c'è molti chianti, allora non hai una ricetta per chiantare, chianti poi la viene là. Cioè lui, praticamente la ricetta, queste parole che identificava il testo letterario. Quindi la ricetta, l'aria, e insieme fanno il chianto. Questa è la base così. Ecco. Dopodiché, a chi ho mettuto per ogni robe, dai accordi di chitarra, perché in realtà è un canzoniere. Un al ponte con la chitarra è fatto in maniera semplice, diventa un accompagnamento facile. Hai messo gli accordi e anche il capotage, perché canzone con la chitarra che può spostare in davanti e da voce nunca impara, perché ha la tonalità che va ben per la voce, no? E quindi la ridurre è facile di fare. Quindi io come la provi a fare, giusto perché la tonalità che hai messo su libri, hai pensato per i frutti e per le femmine, ma io mi sono un po' male. Perché hai pensato che pur di troppo magari è quelle, qualche frutto che può provare, no? Allora, per esempio, chi è in re e aveva così, no? Come per me mi la ranta in maluta chiantà, però facendo. Allora, chi sono do? Vela su, Orion calconte, ma ascoltalo non savin, chiaminan, cui vuoi partiere, sempre più si slontani, l'uomo al cro, in tanti srobi, ma nessuna parta buon, la sua vita aveva di corsa tra il tormento e la passione, l'univers che nos circonda, tutto l'uvino mette i voi, di sicuro chi non denuia, sotto il cielo sin dut besoi, l'om dal dret alla mania, tutta squadra alla diver, e così ta sua follia va drecciando duce candela. Questa è una forma proprio semplice di accompagnare, dopodiché io ho fatto un lavoro un po' più arzigogolato, considerati da questa fase qui che sono i QR code, avete la possibilità tu telefonino di là ascoltare, evitare la voce. Passa coi tempi giustamente. Sì, perché in realtà 101 canzoni diventava in 4 dischi, diventava un costo esorbitante. E così, allora così è interessante che un po' di vei con un libro e che come sapete 4 dischi di robe da ascoltare, dalle mani insomma, e quindi io pensavo di ottimizzarlo, infatti in bianco e nero così non costa niente tanto, dall'insieme la mentalità ti avviene a fuori che insomma, no? Quindi la tecnologia può aiutarnos in che senso, no? Quindi uno là tutto questo materiale, dopo claro. A me interessa mi interessa che come giusticerai tra un momento che la roba può essere, perché sono canzoni che cantano insieme in realtà,
avessi tu dice che chi si può fare subito una seconda voce, no? È una roba difficile. Allora provare magari a fare una, come mi spropone, che le c'è che aveva paltiato. Dopo 1000 robe da contare saresti, ma il tempo anche il calere. Sì, perché dobbiamo dire che quando Lino ha proposto di presentare il libro qui, la prima cosa condizione che ha messo è che quella che si cantasse insieme dopo. Ma ci provo, insomma, dopo me. Ma il senso è anche quello, no? Sì, perché il pianto in realtà ha una forma di socialità, no? Come sa me di chiacchierare di questa c'è, però insomma è così, dall'osteria a qualsiasi puesto si è sempre piantato. Allora provare magari se mi dai una mano a fare una e chi sfrutti una che in realtà hai fatto è più facile perché non tanto a melodia ma perché si ripete per aula, quindi non è di sta a pensare tanto, ecco, no? Perché è interessante che chi chiacchiere di due scioruzzi un po' in avanti che hanno passato la vita insieme, il senso dall'amore che al continuo da tira dentro una vita intera, no? Quindi bien facendo la strada insieme, come quando arriva fuori alla Iolin, perché l'unico elemento negativo del libro che mi resta veramente non l'ha sommare. Non l'ha sommare da Sia Jones, è detta all'ha sommare, però di robe che c'è, non è importante, ma a essere stato bene che aveva mettuto un indice e detta Walter che è stato veramente Walter Colle che è l'editore del sì, l'ha fatto un gran bel lavoro, ecco, perché alla fine io non avevo mai fatto libri e qui sa mai sa fare in Tiemò, quindi ecco, bien facile la strada insieme. Che pagina? Satuasa io alle 116. Però il Giappone qualità provati, no come se no. Vi sto a provare i petti, tanto è difficile. Allora, così che provengono. Io faccio un toccut e dopo si ripete, no? Le tutte ripetizioni. Allora, biel facin la strada insieme. Biel facin la strada insieme. Biel facin la strada insieme, vin partit e vin gioldu. Biel facin la strada insieme, vin partit e vin gioldu. Ecco la seconda, bellissimo. Lei tranquillo, te c'è che mi sveglia. Jaime tu tal det la vere. Jaime tu tal det la vere. Jaime tu tal det la vere. Ma non mi soi mai pinto. Jaime tu tal det la vere. Ma non mi soi mai pinto. Di egnoto sin simpri d'oglie. Di egnoto sin simpri d'oglie. Di egnoto sin simpri d'oglie. E odio in ogni momento. Dio sin simpri d'oglie, e odio in ogni momento. Aval plui l'amor invite. Aval plui l'amor invite. Aval plui l'amor invite, che non dut il firmament. Aval plui l'amor invite, che non dut il firmament. Sulis mans
e sulla muse. Sulis mans e sulla muse. Sulis mans e sulla muse, alla lavorati il team. Sulis mans e sulla muse, alla lavorati il team. Nous ations l'état plus bielle. Nous ations l'état plus bielle. Nous ations l'état plus bielle, et nous a lâchat la rime. Nous ations l'état plus bielle, et nous a lasciat la rime. Ma adesso mi viene una domanda che devo fartela, cioè quanta passione, quanto ti sei divertito a fare questo video? Ma ti dirò la verità, mi sono divertito e anche commosso, perché, Immagino. perché ci sono, diceva Víctor Jara, che era un grande cantautore cileno, morto nel tempo del golpe, c'è una cosa molto bella che mi ha sempre fatto pensare. C'è chi canta perché ha una bella voce, perché deve far vedere, no, che è brava, fa, o perché la voce l'applauso, queste robe qui. E lui diceva le robe, io chianti perché è un po' più da uno. Cioè aveva queste sensazioni importanti davanti alla sua inta, al suo popolo, no? E quindi erano robe che mi avevano colpito, insomma, è un principio da urli queste robe. Io penso che ai semplici rubi di fa al caffè piace fa con c'è che sentivi da frutti, insomma, solo che non avevi capito. Per tanti anni hai fatto tante robe e mi ero slontanata che non mi piaceva da frutta, non lo capivi. Come sarà un po' qui anni che va su e tutto il resto, si arriva un ticadore e ti pare che è stato fatto un lavoro di cernite, no? Cioè non si può fare di ogni organo fascio, si dice in furlano. E queste robe qui secondo me a me mi trovo sul culo. Di tutte le robe che ho posso fare, che avrai fatto a mia vita, che robe qui è che dal punto di vista dell'anime, dal senso, che è più bella. Perché è scritto all'inizio e mi sarebbe piaciuto tantissimo che la avessi ascoltato i miei genitori, perché loro avessero apprezzato, non poco di più, in misura, no, loro cantavano in chiesa sempre, e quindi questo modo di cantare qui fa parte dall'anima di un popolo, no? Sinta queste robe, quindi c'è perché di arrogarsi nessuna roba, no? Ma è una questione di pelle, ecco. Come un che sta sul delta del Mississippi, al blues dal sangue, e canta che roba è, e non splash, perché di sì, insomma, non usriva queste robe, o un che si teatro in altre parti del mondo, insomma, pensiamo a tutte le musiche popolari del mondo. Ecco, una sfida che per me io ritengo di avere in qualche maniera chiattato, sì, taglio piccolo una strada per poter scrivere canzoni e robe che abbiano un carattere da qui. Questi sono esempi, no? Quindi dentro c'è un piccolo manuale che è scritto, là che un salvuto pra dei riferimenti sia per il testo sia anche per la musica, può provare lui stesso a comporre, a fare, perché la musica è una roba che bisogna di essere così, di essere creative. Non quindi pensare la tradizione come anche di museale vonde, no? La tradizione vive se si continua a elaborare, a fare altri idee, no? E io, dico la verità, sì, sei contento perché magari non succederà nulla e non è che il scopo. L'interessante è che ho per me, intanto è chiatato una piccola maniera per fare che non fosse il scimmiotà. No, certo. Uno che lati, insomma, no? Chi non è né De Gregori, né Bob Dylan, né nulla che robe nostre, insomma, no? A me mi piace che tu vuoi farlo con la chitarra elettrica, tu vuoi farlo con un ceccatovus, insomma, e ti cantano così, sono belle, no? Sì. Allora quando le canzoni sta già in peace, con la voce vonde, hai già una bella roba. Ma io volevo domandare, sì, una roba che può capitare, insomma, perché
magari già una poesia pronta e tu puoi mettere dentro le note stube su. Sì, benché sì, questa è quando si chiama di io le einska musiche e poesie, no? È una roba che mi fa. Io ho fatto una roba così perché li ci dici? Sì, no. L'hai tirata fuori lì e metto 3-4 note come l'ha passato così come vuoi. Però la interclass, non sai perché. Ma quando tu hai una musica che ti piace, sì, a voi la interclass piace tantissime robe, no? Le clar, dopo, sì, il discorso è ci di fare al cassette in qualche maniera se conti un esempio, no? Sì, esatto. Sì. Io si dopre sempre esempi, cioè da quando si fa musica sono più che fa canzoni, Sì, esatto. non si inventa nulla, cioè sostanzialmente nessuno inventa nulla. Cioè De Andrea ti parla starantelle, Schelati ti parla una roba, De Gregorio è la fotocopia di Bob Dylan, insomma, non è che e Bob Dylan a sua volta l'ha copiata di altri, hanno tutto un prestarsi, no? Sì. Ecco, sono modelli, no? Allora si può usare un che è lo che l'altro, basta sapere che si fa, ecco, no? Sì. E dopo se tu riesci a chiamare che secondo io ci anni un modello che fosse leato al territorio, no? Per me quando io scrivi, ecco. Io posso scrivere qualsiasi roba, per l'amore di Dio, è simpatica, è un gioco, no? Però queste robe che hai fatto qui dentro hanno un valore in più, un valore in più per me e pensi che avevi un significato che può diventare interessante e per cui che vuoi cimentarsi e provare. Perché fa una quartina, tu scrivi, dopo sai tu no, a chi spieghi tante robe dentro. Dal chian tradizionale, per esempio, non ho vinto il chian epic, no? Non conti stories, è tutte liriche, cioè tutte robe di sentimento. Quindi noi in 4 riese abbiamo spiegato un mondo che sta dentro in 4 riese. Questo è il nostro sistema, diciamo. Cioè essenziale, sintetico e tu arrivi a focalizzare in queste 4 riese una roba, un concetto, una roba che ti riguarda, che avrebbe un valore di sentimento, ecco. Quindi tante piccole robe, che tu hai dei parametri strength, cioè una delle robe più rigorose, per assurdo, è proprio la musica tradizionale in che maniera qui, perché tu hai dei talenti tasries, no? E la creatività, tu dici, Mario, questo poi è un punto, la creatività ha bisogno di spazi larghi, non di così stretti, non arrivi a esprimerli, no? Invece tante volte, infatti dai vincoli, ti porta a doprare in modo di più la tua capacità creativa, cioè tu hai di muoviti entro certi limiti, come quando si gioca, tutti giù, no? Tu hai comunque le regole precise se tu vuoi giocare, se no tu giochi, tu fai confusione. E questo è il concetto. Io ho tirato fuori un po' di regole, no tante, per poter giocare con la musica nostra qui, ecco, quindi questo è il senso dal libri e dalla... Io vi ringrazio dall'attenzione. No, io riesco a lei qualche altra domanda. Ma sì. Era tutto facile una suonare. Sì, è bello. Immagini. Ci sono altre. No, infatti è bello perché ci sono tra di voi tanti musicisti, quindi se ci sono altre domande, allora te ne faccio una io, adesso se qualcuno. Vai. No, ma allora, questo è un lavoro che comunque, come hai detto tu, va a pescare nella tradizione, nella storia. Ma secondo te nelle nuove generazioni ci sarà qualcuno che porta avanti questo? Guarda, è un sogno che ho. Io credo che quando sarà finita la sbornia americaneggiante che ci ha condizionato la vita da sempre. Attenzione, io sono figlio musicalmente di quel mondo, cioè non è che come dici è tutto schifo, non è così. Però si sta tanto condizionato. Le generazioni future, io avevo già i giovani come hanno un rapporto con la musica, può essere criticabile per certi versi, ma hanno manco dei riferimenti precisi. Questo può essere un problema, ma è un vantaggio. Perché avevamo manco per partito preso, capisci? E quindi secondo me se arrivano a liberarsi il chiave di un gruppo di robe, io penso di sì, perché questa è una strada che può dare effettivamente un zoom a un territorio, cioè il zoom irlandese lo conosciamo, certo. Il zoom dei Balcani lo conosciamo, il zoom dei napoletani lo conosciamo, il zoom dal Friuli non lo conosciamo, non sappiamo conoscerlo, no? Quindi questa è una strada, secondo me, per creare
magari in generazioni future una sorta di musica anche riconoscibile da un punto di vista del suo. Perché io mi ricordo in varie edizioni del premio Friuli, ad esempio, molte volte venivano premiati, sì, ovviamente, brani cantati in lingua friulana, però con una metrica che non aveva il suo stile, non aveva la sua origine. Quindi... Ora tutto quel che si fa in Friuli di compositivo non ha niente a che fare con la musica, neanche col testo, perché non c'è un lavoro di metrica, non c'è una ricerca in questo, no? Quindi c'è che si fa solamente una traduzione alle nome musica per furlan, cioè alle furlan, e ho fatto questo lavoro per ma non è che rinneghi questo, no. Perché è un processo, no? Si va in avanti, si fa una roba. Dagli anni 90 si faceva questo, era innovativo, perché metti il rock and roll, il rock come facevi con fare le curte, sì. È una strada interessantissima. Certo. O come facevi in Mitri, o altri gruppi, insomma, che dagli anni sarebbero per la maggiore, che è una roba giusta, perché dà dignità alla Lega, no? La Lega funziona anche con rock, funziona con l'hip hop, anche che fanno i rappers, queste robe, no? Cioè è tutto una maniera per fare che il furlan dal punto di vista da lenghe ha una faccia espressiva, certo, che può essere interpretata in tante maniere. Il problema è da musica, nel senso di come capire la lingua, si arriva a creare anche da intorno un album musicale che riguarda il questo. Io credo dal sud al territorio, cioè ogni territorio ha una sua sonorità, no? Discovergile, capire, conoscere e anche per generazioni future può essere un valore aggiunto, come si dice, come importante. Scusa Lino, sei contento che questo ottimismo? Perché io ho paura invece di notare un scolamento sempre più forte rispetto alle lingue e anche rispetto alla cultura nostra tradizionale. Tu hai citato, ecco, Mitri, FLK, Ferigo, sì, ma sono stati, no, andei cantautori come attori in giovane, però sono stati gli ultimi grossi, o se non conosci, come altri, però dopo mi pare che il scolamento è stato sempre più fuori. No, che spero di sbagliarmi. No, ma è un sintomo evidente, che no, come ha sentito una fase obiettivamente di regresso dal punto di vista della produzione in Friuli in questo momento. Non sono segnali di questa confortanza. Dopo il periodo dei rappers che è là dagli anni 2000, insomma 2005, che comunque va in avanti in qualche maniera, e che è legato qui da ogni giovane di voi, insomma di bance di hip hop che viene lì, da ogni frutto di voi, la mularia ascolta che roba qui per italiana, dopo traslanta, lo ascolterà anche in furlan. Io non voglio fare la critica come ok, però ciò che mi interessa è fa capire che probabilmente che il tipo di messaggio qui in questo momento è come metti un seme, non dici in tal deserto, ma quasi, no? Cioè è un'operazione da Don Chisciotte, io mi rendo conto, da Don Chisciotte, nel senso che è una roba che non è che può sortire come una fietta deflagrata, assolutamente. Mi mereva fosse così, sebbene che qualche segnale incoraggiante l'hai avuto, perché l'ho presentato in colonno, si era in plato che chiantava in ducce, l'idea che mi fa prima di chiantare, come mi fa nome così, però tornare a mettere in moto queste robe, perché ne tanti e mularie che di tornare a svicinarsi non sanno. Allora, è come quando tu cerchi altro, no? Se tu cerchi nome robe tristi, amare, tu dici, boh, il mondo che lei è mondo. Quando tu tacchi da cambiare salvo, però c'è interessante, capisci? Quindi dà la possibilità anche ai giovani, probabilmente, plan e non è facile, perché in realtà tutto il mondo che il mondo forte, che il governo, che dà la SLEZ, veres, non ha interesse forse neanche a fare questi discorsi. Allora il supporto che tu puoi svolgere a livello, lo sai, come istituzionale, che è al momento. Ma secondo me una roba così può essere interessante anche in queste visioni, perché sì, è una strada, io non sai se è l'unica, sai che c'è che stai facendo come non esiste, cioè l'hai mettuto ogni come, ma che se più in Friuli non è mai stato fatto una roba di quel tipo che, cioè a partire da tradizione per scrivere all'inuf. Cioè, anzi, era tutto in contrasto alla tradizione come Aldi, oppure rifacendo la tradizione in maniera però ti antinghi, ti andi, così, e quindi è una visione nuova che qui, no?
che per noi magari Bob Dylan l'ha fatta negli anni 60, le stesse robe col folk americano, con le cultianze dei cowboys e dei neri, che ha scritto la Speraudes, che gli leva ben gli scrivi, criticato, osteggiato, però dopo è diventato altro, no? E chi ha le sfide? Secondo me, dopo il messaggio che sta dentro alle robes, alle Clark, tutti i però giovane generazione, perché c'è qua Veronica Urba che comunque giovane musicista che noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare domenica sulle Gasperi, che con i tuoi colleghi musicisti porti un po' avanti un po' la tradizione di questo tipo. Sì, proviamo. E quindi vedi che c'è un fiorire, no, nel senso che di Luca Boschetti, adesso non c'è qua, c'è una cellula, una volta c'è una cellula anarchica, c'è una cellula una cellula non dormiente ma attiva, e quindi che si è sprigionata in quel di Ciucciuvinto, che riconosci il lavoro fatto dal Cresci che è locale, molti anni 2000, no, fino ai insomma, avevi loro un cenacolo di mularie e le hanno lavorato con loro, tanto Giulio Venier, sì, tu ci pensavi, però dopo loro sono andati in avanti. Ecco, ciò che è succeduto ahí, se fosse succeduto in ogni paese, a quest'ora varesi però c'è anche veramente importanti, però si contenti di vero. Ma questo è l'esempio che comunque le nuove generazioni sono... Le signorine, che è una passione palchiante. Una dia la chiattata che chiantava chianz vecchio, se non interessa, cioè interesserà anche le giorni moderne, però Anastasia tu scusi chiattà, no? E chiancions mi scrive tanto che tira fuori qualche chianz vecchio eccetera, cioè quindi no, cioè non è questo è un nome, se uno al prove e si mette all'onda di fa, io oggi fruso a scuola, hai fatto una chi che ti cara dagli arbui, l'hai fatta sentire una volta, chiantavi plante un sem parogni ma chiama la chitarra, plante un sem parogni arbui, plante un sem a me è facile, no? Sì, parogni arbui che togli di tagliare, no? E allora avanti e quindi c'è con la squartina sempre con questa rigorosità, però rispettando le regole e che secondo me è una roba che può avere un senso, un senso. Dopo gli occhi detti che vuole indagare tanti esempi di possibilità che si dà al testo, no? Perché gli argomenti per i miei siti obiettivamente di via stralota, la tradizione era la guerra, era il tema dell'abbandono, il tema da mancanza, il desiderio d'amore, tutte queste robe che sono cerco di recuperare come argomenti, attualizzando la capisci, insomma, che là magari si è arrivato, le mie più bene o più male, insomma, dopo ognuno può come darlo e che salvo, cioè non è che senti la legge, quindi io la penso così, ecco, lei mi è per poter, hai dedicato anche qualche luna al nostro, perché c'è chi è una roba che mi gira per gli Ardais, noi avevamo una religiosità pagana, no? Il Chiarniele c'è Dio, questo era il concetto, no? Furlan, si Chiarniese c'è Dio. Perché anticamente era una presenza di queste divinità di origine celtica, no? Paganzi, paganuz. Allora mi si è immaginata che poteva impiantare il paganuz, no? Allora Belen, che era il vecchio dio Beleno, no? Il dio sole, no? Allora alla fine le metture sul 4-5 che sono da innos a Belen, no? Praticamente. E allora c'è una polima, insomma, sì, c'è uno di metti i denti e gli argomenti di via loro, insomma, che sono fuori dal contesto strettamente tradizionale, cioè non è la tradizione un chianto antico al cercare di Belén, non è, però mi è piaciuto che sfidati là oltre e la tradizione stessa, mantenendo le regole, no? Quindi scrivete gli argomenti che non sempre sono, e dopo tante robe che sì, io la provavo a chiantucciare prima, per me sono veramente, per esempio che chi è una biela chiancione, tante chiancione, che chi in particolare, pensavo di queste vecchie cristiane che chi, insomma, che è queste Ines, che erano sciore di molti anni, che mia madre mi contava che era una che scriveva chiancione, che scriveva appunto le squartines, e letterate di origine da Chiarnie, infatti Ines la Chiarniele, no? Così con la chitarra, temi le sale.
Sì, quasi un accompagnamento, c'è tanto semplice. Sì, a pagina 67. Ecco, chi se ne smetti in spieghi in banda, capo sul quinto, uno lo mette qui e lo può suonare con che accordo qui, no? Questo si do. Ieri Ines, la tiagnela, pai d'intors di Mortea, che aggirava la campagna con tu lapis in tamas. Veleines che si ferma in teorella il chian dal gri, la campagna che favela, la ricetta era lì. Sunt un toc di chiarte grigie, quattro rischia pavimpit, gli urdeva una voglata, il quadrutiere è finito. Mandines c'è mustaiso, palesait la novità. Ho aiutata una ricetta, era là dal miec dal prato. Sono piccoli quadrosi, dico ogni volta che a po' di essere interessanti, considerati. Io sì, sono veramente affezionata, che non perché lei fa, che io che un qua che fa una roba, a sentire così coinvolto, no? Cioè che mi capitava una volta un musicista, un flautista, che suonava un gruppo in Mediterraneo, un gruppo di così, che hanno una matrice folk, una voce importante, e aveva un flautista bravo, mi fa, allora gli domandava, avessi fatto un disco? Sì, ho fatto un disco, ma io non lo ascolto, cioè non riesco a ascoltarlo, non lo ascolto. Allora pensavo di me, ho fatto un disco, non te lo ascolti. Cioè, io perché faccio un disco diventa un argomento di scovergi quasi, no? Perché tu fai das robes e quindi mi piace, voi dopo di misdita che pensavi che venire su a Giatta Stefano a contare dos robes, mi sembra tutta lì proprio a Gianto Cian, Chiesa di Bessol, no? Insomma, mi faceva piacere così, ecco, no? Sì, quindi la musica può fare compagnia in tante maniere, ecco, io sei contento che sei svignosi tanto e che dici che queste robe qui a politicità un tic di spazi, pensi che meriti, ecco, vuoi, perché li cerchi di impegniamo di far conoscere, perché credo tante queste possibilità che vengono a livello musicale, no? E poi è importante anche i testi, no? Perché mentre li canti e li ripeti ti fanno pensare a tanti concetti, no? Mentre invece dall'idea la musica o la rap eccetera sono frasi buttate lì ma che non hanno significati particolari, no? Mentre in questi testi uno può pensare ho vissuto anch'io questo, no? Ho visto anch'io questa situazione e altro, no? E ti fa ritornare anche pensieri passati, cose che puoi fare, qualcosa che puoi cambiare e quindi ti dà un qualcosa, non è che passa come una pioggia veloce, chiuso, no? E collegata poi alla musica è ancora meglio, no? Perché ti ritorna, no? Questo è il senso, sì, questa è la cosa che queste canzoni qua rischiano di avere, questa possibilità qua, che forse certa musica di adesso è un po' più labile, no? Magari ha un grande effetto immediato, poi magari si perde, no? Questa cosa qui ha un qualcosa di profondo, io lo so, lo sento anche più quando ho a che fare con questa cosa, mi rendo conto che sono oltre me, cioè l'ho scritte ma sono come canzoni che appartengono a non so quale epoca, voglio dire, e sento che però che hanno un legame forte col territorio, sento che sono molto legate a quella che è l'essenza, il cuore di un popolo, di una zona, no? Di un territorio. Questo, per quello ritengo speciale questo mio lavoro, questo contributo insomma alla musica della Carnia e anche alla musica diciamo così popolare friulana, ma anche la musica d'autore, perché ricordiamoci che dobbiamo dare spazio a chi scrive, chi produce musica
e dare anche degli stimoli diversi, per cui se arrivi a plan plan a fare qualche laboratorio, qualche altro, la muraria, con i frutti, e anche con cui scrive, che fa musica, per cimentarsi, per provare, no? Perché dopo se si chiappa gusto, in fondo, queste musiche qui, o le musiche tradizionali di altre bande, non è che se ti manco, no, certo, capisci? Dipende c'è molto che tu le interpreti dopo, no? E tu pensi, e noi andiamo avanti da tutto il Novecento e che anni qui, che noi stiamo ascoltando nome blues. Sì. Cioè, che 5 note dalla pentatonica del blues stanno permeando tutta la musica pop, lisere, tutte. Cioè, se noi abbiamo il blues non resta nulla, resta pochissimo. La musica è anche di consumo, capite, no? E quindi il blues, con tutto rispetto, grande musica, e chi aveva giorni che ha parlato un grande non estimatore dagli Ener, che aveva tanto amato l'uomo sempre, però mi rendo conto che obiettivamente è non un punto di vista, no? Cioè se tu che sei orientato in chiave in maniera diversa, e anche un tipo di stile così, che è diversa da che è, può diventare interessante. Ecco, che è chiaro che è un procedimento che comunque per me è un lavoro intellettuale, cioè il lavoro che io pensi solo, devo fare una riflessione, sì, non è che sta spieto, no? Certo. Dopo, in realtà sono anche inventi, noi che sto a pensare, io c'è belle compagnie, cassichiate in questo paese, tutti stanno in allegria, non sono morti, non sono visti, non sai, c'è che si può mettere, però capisco che si gioca bene, no? Dopo uno può mettere l'invenzione della musica, al tal che noi c'è belle compagnie, noi c'è belle compagnie, avanti, no? E fa un chiamo. Dopo chiappa la chitarra e può fare l'accompagnamento, fa scargole, può fare anche robe strane, cioè io mi tengo a studiare tante melodie, si può rifare in maniere veramente strane, anche volendo, no? L'arrangiamento di un tocco, Bruno lo sa, al cambia tutto il tocco, io posso fare che 4 note. Buona bella genere, no? Poi posso fare. Non una nota di basso, buono, sempre chiesto, no? Però posso fare. Cambiando il basso, cambia già l'ande, no? Se dopo voi là c'è rinota, posso fare che vuoi. Quindi diventa l'accompagnamento che un alfage può spaziare anche al volo, insomma. Ahí sono tutte dopo le giuste che la roba ha una forma libera, in che senso che se continua si preserva la melodia, la struttura del tocco, no? E dopo uno se l'inventa c'è un calvudo, ora può farlo arpeggiata, zigogolata, c'è belle compagnie cassigliate in questo paese. Un tono tristissimo, pur per fare una roba più allegre. C'è belle compagnie, cassigliate che sta. L'arrangiamento cambia, no? Però la melodia è sempre che è. Capisco? E che è forte, no? La melodia è importante, la musica. Come dicevano gli antichi, no? Vi non che fin come in Occidente, anche queste robe dei accordos, queste robe, ma anticamente non era proprio così, no? Chi danno un chianto, quando uno inventa è tutto nervoso, non è che subito attacchi a cimbo con chitarre. Sì, questo è interessante, anzi, per me avevi un accompagnamento di un strumento che faceva una nota sola, no? Si chiamava bugu, uno strumento fatto con una cavoce che l'hai fatto per provare, con una quarte sola e faceva un sum solo, no? Che è monotono, no? Fai come una voce che passa e loro su un grave di basso e loro tentavano il pazzone. Questo era il modo di fare l'accompagnamento dai teams. Gli ultimi bugui che giravano sono, però non era che vi trovavo in maniera un po' così, ma c'è le strette dal secolo passato. E una volta vi trovavo in proprio per cantare, mi troppo splace, sentendo queste. Sì, è una maniera diversa di pensare alla musica. Quindi la melodia però è fondamentale, sì, fondamentale.
E che io credo di aver dato un esempio, dice Mucca si può mettere in ogni queste melodie. E dopo se si chiacchierà ora, ma non si risponde, perché mi sto stufando, no? Io non ho fine, perché per me è tutto il tempo, no? Avanti, rischi di scanare un po'. Sì, anche noi staremo ancora ora ad ascoltare. No, grazie Stefano. No, io ti ringrazio di essere stato il nostro ospite qui alla Friuli Libris, mi ha fatto tanto piacere, come sicuramente ha fatto piacere ai nostri ospiti, e ero sicuro che sarebbero stati numerosi perché quando si parla di Lino Straulino, insomma, grazie. Sei una delle nostre bandiere più importanti.